Amici di SpawnRiver.biz, Spawn Biz Channel, ben ritrovati alla 13ª puntata dell'Isola che galoppa. Puntata che parlerà della giornata del 13 settembre di domenica scorsa a Chirivani. Ci sono state 6 corse, alcune conferme, alcuni ritorni successi. La giornata era molto incentrata sulle prove riservate ai puro sangue inglese, che vedremo con le voci dei protagonisti, davvero tanti in questa puntata, che hanno rilasciato le loro dichiarazioni nel dopo corsa. E poi faremo anche un salto a Firenze per vedere le corse degli anglo-arabo, le 2 corse che si sono svolte giovedì scorso al Visarno. È la settimana che ci porta al grande ballo, quello che è in programma sabato 19 settembre a Chirivani. Domani usciranno i partenti del Derby sardo, la madre di tutte le corse per quanto riguarda l'Ipica sarda, la prestigiosa Listed Race riservata ai puro sangue arabo anziani, e poi il Criterium sardo che vedrà protagonisti la generazione più giovane del puro sangue inglese. Restando in tema appunto del Criterium sardo e del puro sangue inglese, ci andiamo a vedere subito il successo di Lori Dittoni, che molto probabilmente stacca il passo con questa vittoria per un posto alle gabbie nel Criterium sardo. La figlia di Alai ha vinto abbastanza agevolmente con in sella Angelo Citti, una prova di forza questa ai Lori Dittoni, perché comunque aveva corso bene sin dal debutto, forse un po' sfortunata, era da tanto che ci girava attorno. È arrivato il successo meritato al quinto tentativo. Stiamo vedendo le prime frazioni dove No To You ha preso la testa nei confronti di Buratina Cool. Stiamo vedendo anche l'attacco di Shelly Ann in questo momento all'inizio della curva finale, e Lori Dittoni si materializza all'esterno di tutti e passa in vantaggio poco prima di imboccare la retta finale. Stiamo vedendo appunto l'ingresso ai 300 finali con Lori Dittoni sotto la spinta di Angelo Citti. Si staccherà abbastanza agevolmente per venire a trionfare. La sua prima vittoria in carriera. Stacca Buratina Cool per il terzo, si mantiene in quota No To You, a precedere un positivo Wolfgar, molto bene rispetto alle precedenti. Qui anche l'esultanza di Angelo Citti. Vittoria dunque per Lori Dittoni, quarto successo per il team Carzedda, secondo per invece la scuderia della signora Nicolina Chessa, il signor Tonino Brai, che appunto è il figlio. Quindi vittoria importante questa di Lori Dittoni, da Adai, un inedito per questa stagione in Italia. Lui è un Kodiak, la madre di Lori Dittoni invece Pures è una Chamardal, è stata acquistata alle aste selezionate di Newmarket per soli 800 euro circa. Quindi un bel acquisto questo del signor Tonino Brai, che noi ci andiamo ad ascoltare, prima preceduto però dalle parole di Angelo Citti. Grande Angelo Citti, sella la favorita Lori Dittoni, dai, se la meritava. Se la meritava, sì Bruno, l'ultima volta è seconda a Sassari, era andata molto bene, vai dentro. Era andata bene, oggi se la meritava la vittoria, dai. Sì, anche abbastanza facile. Sì, anche abbastanza facile, pensavo peggio, devo spiegare sincerità, che due cavallini mi piacciono molto. Però ho visto che andava volentieri, sono andato con lei in progressione e sono andato a vincere. Complimenti. Grazie. Tonino Brai, ai colori, la madre Nicolina Chessa per la vittoria di Lori Dittoni. Era una cavalla che ci girava, l'ho scritto anche in sede di pronostici, se la meritava alla fine la vittoria. Una cavallina che stavamo aspettando, sempre piazzata, sempre al palo, aspettavamo questa vittoria da tanto ed è arrivata, se la meritava. Anche perché l'ultima è bene, secondo al Turrittano. Sì, quindi non ci aspettavamo con una distanza così a Melissì, che facesse anche quella distanza. È andata bene, ora pensiamo la metteremo al Criterium, penso, assieme all'altro compagno Principe. Quindi niente, si aspetta il Criterium. Sì, ti presenti anche bene, perché comunque sono 2 cavalli che hanno vinto in stagione, sempre positivi, e quindi bene così. Complimenti per i 2 acquisti, perché ogni anno tu ci sei sempre con la tua scuderia, ed è una realtà anche dell'Ipica sarda. Grazie. Molto contento e soddisfatto, come abbiamo visto, il signor Tonino Brai, anche perché Lori Dittoni
ha vinto sì la sua prima corsa, ma ricordiamo che anche seconda nel Turritano dietro che era Ginepro, aveva battuto in quell'occasione, messo la testa davanti a Sappala Ambrosa, e quindi non è detto che anche al Criterium Sardo parta a pari chance con il compagno di colori di training, Principe di Toni. Staremo a vedere comunque, dopo la dichiarazione dei partenti si potrà parlare di ciò. Comunque Lori di Toni è un bel prospetto anche per il futuro. Archiviamo la 2 anni e passiamo alla corsa dei 3 anni e oltre, sempre dei puro sangue inglese, la condizionata sui 2400 metri. Prova che ha visto pochi partenti, ma comunque è stata abbastanza avvincente. Il Maidomo e inossidabile Ray Flyer con in sella, lo stesso aggettivo mi viene da dire per Angelo Godani, si è portata al comando nei confronti di Cospirator, come stavo vedendo nelle prime fasi, ex Lover, Thomas Dittone all'interno Costerino, a chiudere Valentina ad hoc. Erano questi i partecipanti a questa corsa. Le posizioni non mutano neanche con i cavalli, transitano al primo passaggio di fronte alle tribune, sempre il Roy Flyer leader nei confronti di Cospirator, stiamo vedendo ex Lover, Thomas Dittoni, Costerino e Valentina Doc. La corsa si anima all'ingresso della piegata conclusiva con Roy Flyer che prova ad accelerare. La sua schiena viene presa da Cospirator, richiamato da Nino Murru. Thomas Dittoni all'interno, vedete la giubba viola di ex Lover, all'esterno Valentina Doc, ex Lover si infila all'interno e troverà con l'ausilio dello steccato una bella progressione sotto la spinta di Michael Arras per staccare e battere anche abbastanza chiaramente Cospirator. Comunque resta lì al secondo posto, vedete anche la galoppata di ex Lover molto più fluida rispetto agli avversari. Ex Lover comunque è un cavallo che ha sempre preferito distanze lunghe. Al secondo posto Cospirator, al terzo risale Valentina Doc a precedere Ray Flyer. Quindi vittoria per ex Lover, il 7 anni da Monsoon, un pedigree importante, la madre 2 Eres Milov e una Southern Wells, quindi un pedigree importante questo di ex Lover, che fin dalle sue prime apparizioni aveva mostrato per la Sardegna di essere un cavallo sicuramente positivo e interessante, come l'è stata appunto nel proseguire della carriera. Il training era quello di Fabrizio Pinna, i colori quelli del signor Alfiero Mereu, quindi si ritrova ex Lover sui 2400 metri, centro la sesta vittoria in carriera, 7 stagionali invece per il team di Fabrizio Pinna e quarta stagionale per i colori del signor Alfiero Mereu. Noi ci andiamo a sentire le parole di Michael Arras e quelle del LED, dell'uomo a terra, come si può dire, di fiducia del team di Fabrizio Pinna, appunto Federico Tuveri. Vai. Michael Arras, ex Lover, percorso interno che ti ha premiato. Ma un po' sono costretto a passare un po' presto all'interno, però vedevo che all'esterno c'avevo poco spazio, devo fare l'acqua di stavolta per venire all'esterno, ho scelto la corsa intera. E ti ha premiato? Sì. Anche perché si è disteso bene. Complimenti. Federico Tuveri, il lead della scuderia di Fabrizio Pinna, ex Lover, una sorpresa oggi. Sì, era un paio di gare che non stava andando per quanto può rendere lui, invece oggi l'abbiamo provato ai paraocchi e ha dimostrato di sapere ancora andare. Sì, diciamo decisamente meglio rispetto all'ultimo, lui un cavallo di classe, l'ha dimostrato sin dal primo momento che è venuto in Sardegna, poi sicuramente un po' di sfortuna nel suo percorso. E sul futuro, io penso che la distanza lui si è sempre espresso bene sulle lunghe. C'è il Gran Premio, proviamo a correre il Gran Premio, a vedere cosa possiamo tirare fuori. Anche perché in questo periodo lui si rende sempre un po' di più rispetto sì, questi terreni magari un po' allentati vanno meglio per le sue caratteristiche, quindi speriamo bene che sia una rinascita per ex Lover. Sì, complimenti a tutto il team di Fabrizio Pinna, settima vittoria per voi, quindi bene così. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche Michael Arras e Federico Tuveri per la vittoria di ex Lover. Complimenti a tutto l'entourage per questa vittoria che riporta al successo ex Lover. Passiamo ora alla quarta corsa, quella riservata ai 3 anni, sui 1800 metri, sempre puro sangue inglese, dove era attesa anche da tutti e anche al betting Vivinca Ollolaesa, che non ha deluso le attese, centrando una bella vittoria in coast to coast. Trovava il contesto giusto, i chili giusti, con in sella Alessandro Fiori, ha condotto da cima a fondo la leva di Antonio Cottu,
che qua vediamo transitare per il primo passaggio di fronte al palo. Scusate, Vivinca Lollaesa, ci ha provato Casey Moon ad attaccarla, poi vedremo Benvenuta da WAC, insomma sono tutti lì i cavalli. Passiamo alla addirittura opposta, sempre Vivinca Lollaesa a dettare i tempi della corsa, gestita e graduata da Alessandro Fiori. Casey Moon sempre al suo esterno, si entra nella piegata conclusiva dove Vivinca Lollaesa va in graduale accelerazione, già richiesta a Casey Moon per seguire il passo della figlia di Paoletta all'interno da WAC, che era il rivale annunciato. 250 finali, si stacca Vivinca Lollaesa, sollecitata a braccia da Alessandro Fiori, che ora usa la frusta a destra, forse la tocca solo una volta per venire a trionfare. Meritata la vittoria di Vivinca Lollaesa, trova nel finale anche una bella progressione da WAC al terzo, Casey Moon, e al quarto Benvenuta. Quinta vittoria in carriera per Vivinca Lollaesa, che lo scorso anno è stata la degna antagonista di Lady Gavoi, e ricorderete le due hanno fatto davvero una bella stagione di 2 anni. Quest'anno ritrova la prima vittoria domenica ritrovato la prima vittoria stagionale. Vivinca Lollaesa, sicuramente una cavalla che può ancora dare tanto d'utile, abbiamo visto che si adatta a quasi tutte le distanze, quindi staremo a vedere in futuro. Per il momento si godono il successo il proprio team. Antonio Cortu raggiunge la 18ª vittoria stagionale, Alessandro Fiori l'8ª in Sardegna, e quindi ci andiamo a sentire Alessandro Fiori e dopo Massimo Marcialis per il team Cortu. E per la società dei proprietari di Vivinca Lollaesa abbiamo avvicinato il signor Pierbruno Bussu, quindi ci sentiamo le loro impressioni. Alessandro Fiori, costo perfetto. Sì, alla di passo. Siamo costruiti la corsa per la finale che finita. Oggi guadagnava qualcosa al peso, ha dimostrato il suo valore. Assolutamente, sì, perché poi prima sempre troppo carico, magari anche più distanza. Sì, oggi 1800 ha visto che... Complimenti. Buonasera. Massimo Marcialis, eccoci di nuovo qua. Prima in stagione per Vivinca Lollaesa che ritrova peso, contesto giusto. La scorsa sono 10 kg, cioè 67, questa 57,5. Oggi c'è 1,5 kg, insomma, si è visto, dai. Corso bene anche la volta scorsa, oggi bene, dai. Sì, cavalla di passo, si è gestito la corsa. Sì, è andata avanti, lei non c'ha spunto, lei corre sempre, anche a 2 anni correva avanti. Cavalla che non c'ha cambio di marcia, però fa bei parziali, capito? Ti fa galoppare quelli che sono dietro. Sì, come dicevo, ci ha costruito la corsa da solo, sì. Gli altri li hanno mandati alla rincorsa. Noi oggi c'era un buon peso, 58 metri, erano un chilo di differenza. L'arrivo è sempre lo stesso. Sì. Si è invertito l'ordine d'arrivo, però si è arrivati più giù. Sì, complimenti a tutto il team di Vivinca Lollaesa che appunto c'entra la prima del 2020 e in bocca al lupo per il futuro. Pierbruno Bussu, socio proprietario di Vivinca Lollaesa, trova il primo successo del 2020, meritato perché era da un po' che ci girava attorno. Certo, stavamo aspettando da un po' di tempo. L'ultima volta era aggravata, oggi guadagnava qualcosa. Vabbè, ogni volta abbiamo trovato belle cavalle che hanno fatto la loro corsa, quindi non potevamo fare niente. Sì, ma oggi si è difesa bene. Sì, oggi sta andando crescendo, speriamo adesso per le corse che ci sono dopo che sia un po' più in forma. Sì, perché sta mano a mano andando, sta crescendo come forma. Sta ritrovando una bella condizione. Aveva qualche problemino, però adesso lo ha risolto. Sì, ma poi anche quando non ha vinto ha sempre corso la protagonista, quindi una cavalla positiva. Qualche corsa magari non era alla sua altezza, però come ci sta. Ci stanno anche gli avversari. Stanno crescendo tutti. Sì, comunque bene così per Vivinca Lollaesa e godetevi la vittoria, visto che è arrivata. Stiamo aspettando anche adesso, poi dopo il derby in famiglia, speriamo che sia quanto prima. Con Lady Gavoi? Aspettiamo. Magari ci battono lo stesso, però aspettiamo anche loro. Sì, sarebbe una bella sfida se si riproponesse. Complimenti comunque a voi, a tutto il team e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Bene, abbiamo sentito Alessandro Fiori, Massimo Marcialis, signor Pierbruno Bussu.
per la vittoria di Vivinca Ololaesa. Anche qua complimenti a tutto il team. Andiamo a vedere ora la prova per gentleman sui 1800 metri per cavalli di 3 anni e oltre, sempre puro sangue inglese. Corsa che vedeva 5 partecipanti, dove Pitti Joe ha preso l'iniziativa, seguito ora da Tenuta, all'interno Master di Scola, Bacon e Offsider. Così il drappello viaggiava anche nell'addirittura opposta, dove Mastra di Scola avanzava al secondo posto. Pitti Joe ha provato a aumentare il regime di giri, Tenuta in terza, Bacon segue da dietro le mosse degli avversari. Piegata conclusiva, Pitti Joe, già richiesta dal suo interprete, passa a Mastra di Scola, all'esterno si profila la giubba celeste e bianca di Bacon, Offsider e Tenuta. All'inseguimento 300 finali, Bacon prende la corsia larga e sotto la guida di Pietro Brocca si staccherà facilmente, lo stiamo vedendo, la sua progressione di Bacon, che viene a trionfare nei confronti di Offsider, che per linee interne beffa Mastra di Scola e conquista la miglior piazza. Aveva in sella Marco Gaias, al terzo Mastra di Scola con Luca Cottu. Al quarto ha concluso Tenuta. Vittoria dunque per Bacon, come stiamo vedendo dal replay, il figlio di Dr. Fong e Brailovskaya. Lui è zio uterino di Badram, quindi proviene tutto dalla famiglia da Dormello Giaccon. Regala il secondo successo ai suoi nuovi proprietari. Aveva vinto lo stesso una corsa in GR sempre con Pietro Brocca in sella. Ha vinto a Villa Cidra e da allora è ritornato domenica scorsa al successo Bacon, che fa 11 in carriera. Il training era quello di Francesco Brocca, quindi bene anche Pietro Brocca, quarta vittoria stagionale, 11ª vittoria in carriera a battere Offsider, Mastra di Scola e Tenuta. Ci andiamo a sentire Pietro Brocca, avvicinato al suo rientro dopo la vittoria. Francesco Brocca e i soci proprietari di Bacon, Fedele Ghisu e Gianmario Cossello. Ci andiamo a sentire. Pietro Brocca, Bacon, un cavallo che conosci, oggi non ti ha tradito? No, poverino. Mi ha fatto un gran regalo. Sì. Corsa? Abbastanza svelta già dall'inizio, ma Ti sei adeguato? bisogna lasciarla agitare un pochettino poi. Se ne ha, ne mette. Sì, ne ha messo tanto perché è vinta anche abbastanza Sì, facile. Dopo Villacci è vinta anche questa con Bacon, quindi complimenti. Eccoci qua con Bacon, con i proprietari dell'allenatore Francesco, doppio di giornata, anche lui era un po' atteso Bacon. Sì, speravamo. È andato bene, dai. Si è adeguato al terreno, alla natura, è 1800, quindi un cavallo che può... Sì, l'ha montato bene, comodo, poi gli è venuta bene la corsa. Perché anche la settimana scorsa ce l'ha presentato bene, poi una categoria magari un po' diversa, qualche chilo di troppo. Un po' alta. Però ha corso bene, oggi si è ripetuto, quindi bene così. Sì. Fedele Ghisu, bene, prima vittoria, seconda vittoria vittoria. Per i vostri colori. Finalmente, dai, ci stava. Lo stavamo aspettando da un po', è arrivata bella. Pietro l'ha montato benissimo, lo monta la mattina, quindi sa cosa deve fare. Sì, seconda vittoria per voi, seconda vittoria in GR, quindi Sì. bene così e ci aspettiamo la prossima per Aspettiamo. Infantini. Già Mario, a Villaccido ci avevamo lasciati, però l'intervista non l'aveva fatta, ora ti chiedo le sensazioni. Sensazioni bene, dai. Si è comportato nel migliore dei modi, quindi ci auguriamo il meglio per il futuro. Sì, è quello che auguro a voi, anche perché siete una società giovane, fa piacere nell'Ippica Sarda avere così tanti giovani appassionati che... Ci abbiamo provato nel nostro piccolo. Vediamo per il futuro, ora dai. Sì, l'augurio è quello, complimenti. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche il team folto di Bacon, i giovani proprietari, quindi fa anche piacere vedere in un tondino delle figure giovani come appunto Fedele Ghisu e Gianmario Cossello, che con la loro passione stanno iniziando con i cavalli. Bacon sicuramente gli ha regalato una grande gioia, così come a Pietro Brocca, al trainer Francesco Brocca, che ritroviamo anche in questa corsa per iniziare a parlare di Mezzosangui, dove
celebriamo il bis di Artigiano, che ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva, la terza in carriera, interpretato da Michael Arras. Artigiano è un cavallo, come avevamo parlato 2 settimane fa, sicuramente di indubbia qualità, molto sfortunato lo scorso anno, l'abbiamo ripetuto diverse volte e ora sta trovando la condizione ideale dopo aver recuperato. Si sta rendendo protagonista, 2 vittorie di fila, quindi bene così per Artigiano. Stiamo vedendo i primi metri di corsa, dove Talete Sardo ha preso l'iniziativa nei confronti di Regal Lady, in questo momento Tulipano Tiger, Vanda e Artigiano, che ha cambiato anche un po' il suo modo di correre, lo stiamo vedendo più coperto, mentre lo scorso anno, le prime di quest'anno, era un cavallo che faceva il front runner. Ci portiamo alla curva conclusiva, Talete Sardo sempre in vantaggio nei confronti di Tulipano Tiger, Artigiano all'esterno, sospinto ora da Michael Arras, che prova a anticipare le mosse di tutti. Vediamo anche Aster rivenire e prendere la schiena di Artigiano. Si profila davvero un bel finale di questa cosa, con Artigiano che scatta all'esterno, più all'esterno anche Aster. I due ingaggiano un duello serratissimo, finito a fruste alzate, con Artigiano alla frusta di Michael Arras, Aster a quella di Nino Murru. I due terminano vicini, ma per questione di centimetri la vittoria va ad Artigiano. Quindi bene anche Aster, che conferma i progressi del passaggio di età di 4 anni. Una bella vittoria, anche quella, una bella prestazione anche quella del team di Fabrizio Pinna, che piazza dietro Artigiano anche Vanda, che si ritrova in Sardegna, ritrova perlomeno la piazza, e il vecchio Rijaid. Quindi Artigiano si è messo dietro tutti i 3 alfieri della scuderia di Fabrizio Pinna. Come detto, terza vittoria in carriera per Artigiano, seconda di fila, regala il 13° successo in questo 2020 al training di Francesco Brocca, 10ª vittoria in Sardegna invece per Michael Arras. Artigiano figlio di Free Music e Giloba, quindi la linea, come già detto, è quella di Campus di Florinas. Ci andiamo a sentire Michael Arras, Francesco Brocca e il proprietario allevatore di Artigiano, il signor Luciano Mani. Michael Arras al doppio di giornata, il bici di Artigiano. Sì. Ah, io sono partito sicuro. Sì, sembra di sì. Ok. No, bene. È ritornata alla grande, adesso così. Sì, anche vedere, una tattica di corsa analoga all'altra volta, forse lo premia di più. Un po' diversa, perché mi risulta un po' diversa con il numero esterno. Sì, vabbè, sempre coperto. Dobbiamo sprecare un po' di più oggi, l'altra volta era molto più facile. Però abbiamo visto che c'è un bello scatto che ti permette poi. Sempre i cavalli, beh. Sì, l'ha vinta così, riagenda l'attacco. Complimenti Michael. Francesco Brocca e Luciano Mannu per la vittoria di Artigiano. Parto da te Francesco, un cavallo che si è ritrovato, possiamo dirlo oggi. Sì, contentissimo. Bella corsa. Sta dimostrando? Pensavo che era un po' lunga, 1.800, invece è andato bene, dai. Anche il terreno, non sapevamo se faceva il terreno, però è andato bene. Alla grande, una bella progressione. Sì. Sta riscattando un po' della sfortuna dello scorso anno, e sta dimostrando anche di avere grandi mezzi, perché comunque venire da dietro ha cambiato totalmente il modo di correre, vuol dire che cavalli di classe. Totalmente diverso dall'anno scorso, che correvamo in testa e adesso stiamo provando a correre da dietro, è cambiato proprio il cavallo. Sì, che si lascia anche gestire evidentemente, quindi un cavallo che c'ha testa, freddo, e sicuramente è un cavallo di qualità. Luciano, un'altra soddisfazione di Artigiano, l'ho detto prima Francesco, vi sta ripagando della pazienza che avete avuto. Era ora, ci abbiamo sempre creduto comunque, e quello l'abbiamo ottenuto e sembra che ci stia dando ragione. Sì, sta dando ragione, anche perché aveva fatto già 2 vittorie di fila in bello stile, quindi un cavallo che può essere ancora protagonista in questa stagione, anche magari con provare qualche distanza più lunga magari. Tanto il programma poi non è che vi indirizzi a nient'altro, quindi... certo, se il programma è quello si proverà. Però ha dimostrato di fare 1.600 e 1.800, vero Francesco? Sì. Complimenti a te e complimenti a tutti. Bene, abbiamo sentito Francesco Brocca, Michael Arras, davvero soddisfatti anche con il signor Luciano Mannu per questa vittoria di Artigiano, che premia nella costanza, nella passione il proprietario, che ci ha sempre creduto davvero, ma proprio nel vero senso della parola, su Artigiano, nonostante lo scorso anno
abbia subito una noia fisica che l'ha allontanato dalle piste, comunque ora lo sta ripagando e quindi bene così, complimenti a tutti. Passiamo ora alla prova del fondo arabo che tecnicamente non ha proprio nulla da essere raccontata, era una prova di solo 3 partenti dove ovviamente Assalto non poteva staccare, ha vinto anche abbastanza agevolmente come appunto la scorsa volta. Un vero peccato che queste prove non abbiano partenti, perché comunque è una categoria, il fondo arabo, che va tutelata assolutamente e quindi niente, quindi un po' bisogna ragionare su questo fatto, bisogna trovare una soluzione, anche perché questi cavalli il mensile ve lo pagano come tutti gli altri, quindi per tenerli in corsa meritano, per tenerli in corsa ci sono gli stessi soldi di un puro sangue inglese o di un arabo o di un mezzo sangue di 3 anni, quindi le corse le hanno fatte, purtroppo partenti sono pochi rispetto all'inizio di stagione. È un tema che abbiamo affrontato anche con Gabriele Opes, però prima volevo dire 2 cose sulla vittoria di Assalto, che come detto vale solo per le statistiche, ma aveva un forte sentimento emotivo questa vittoria di Assalto. Come sapete, il proprietario e l'allevatore è scomparso proprio una settimana prima che Assalto raggiungesse la sua 6ª vittoria in carriera, e quindi anche Michael Rossini l'ha voluto omaggiare con il dito al cielo quando è passato sul traguardo. Gabriele Opes lo stesso aprirà l'intervista con un saluto, proprio spiega quanto ci teneva a fare questa vittoria per Assalto, che chiude la stagione con 3 vittorie in questo 2020, quindi bene la sua prova. Chiude appunto per mancanza di chiarezza, trasparenza nel programma, perché comunque non ci sono corse riservate al fondo arabo, almeno per Sassari, poi il Villacino ancora dovrà uscire, quindi si è preferito congedarlo così. Il figlio di Fido, che è quotata, comunque è un bel cavallo che davvero ha regalato soddisfazioni al signor Mario Marchesi, l'ha voluto sicuramente Assalto, gli avrebbe regalato in questo caso anche un'altra soddisfazione. Bene, con il saluto e l'omaggio al signor allevatore proprietario di Pozza Maggiore Mario Marchesi, noi ci andiamo a sentire le parole di Michael di Michael Rossini e quelle di Gabriele Opes. Michael Rossini, Assalto, una vittoria sentita, dita al cielo per dedicarla al proprietario. Per la scomparsa del proprietario della settimana scorsa e purtroppo anche per lui è l'ultima corsa che fa, è uscito vittorioso. Sì, 6 vittorie in carriera, un gran cavallo, è stato di ferro. Un gran protagonista dell'annata, sì. E oggi hai fatto di nuovo il passeggero. Sì, proprio un canterino della mattina, diciamo. Sì, complimenti Michael. Grazie. Gabriele Opes di nuovo qui per Assalto, un cavallo che comunque dimostra tutto il suo valore, una vittoria sentita e forse il più bel modo per omaggiare il proprietario e l'allevatore. Sicuramente, forse di tutte le cose che ha fatto è stata quella che tenevamo più a vincere. E abbiamo corso perché voleva far correre lui. Sì, ha dimostrato comunque Assalto, ha dimostrato tutto il suo valore, è un gran cavallo, forse qualche prova sfortunata lo scorso anno, poi lo sappiamo la stagione del fondo arabo è limitata, purtroppo non abbiamo, tra parentesi, competizione ai 4 anni, che purtroppo bisogna capire che bisogna incentivare anche quello, perché questi cavalli purtroppo devi riuscire a correre ai 3 anni e a fare tutto nei 3 anni non è semplice. Ci sono tanti cavalli che magari nei 3 anni non ce la fanno e meritano tanto di avere lo spazio ai 4, 5, 6 anni. Sì, perché non tutti poi sono precoci, quindi infatti, è detto bene. È un po' sfortunato, chi bisogna aspettarlo e dispiace anche che si finisce l'annata a correre con 2 o 3 cavalli. Sinceramente quel che costa allevare un fondo inglese costa allevare un fondo arabo, perché poi alla fine la base è il fondo arabo, se manca il fondo arabo è finita l'ippica. Sì, hai detto, soprattutto per quanto riguarda il mezzo al sangue, hai detto una cosa saggissima e giusta. Gabriele, complimenti e niente, fa piacere che abbia vinto Assalto in questo giorno e niente.
Va bene così. Grazie. Bene, abbiamo sentito quindi Michael Rossini che ha detto appunto, ha confermato che era l'ultima di assalto almeno per quest'anno, e poi anche Gabriele Oppes che ha appunto affrontato il tema per quanto riguarda le corse del fondo arabo, ma ci torneremo più avanti su questo argomento. Bene così, Chilivani, l'archiviamo, quindi abbiamo raccontato tutte le 6 prove, facciamo un salto a Firenze per vedere la vittoria di Zodiaco dei Genta, l'anglo-arabo sardo, che conferma davvero un 2020 sorprendente per come aveva lasciato la Sardegna, quindi un cavallo sicuramente maturato a 5 anni. Complimenti vanno anche al team di Camilla Trappasi, che neanche ha i colori, perché comunque lo sta portando in condizioni davvero ottimali a correre e sta rendendo davvero tanto al team senese. Zodiaco dei Genta ha vinto dai 1200 al 2002, questo era 1008, ha dimostrato tutto il suo valore in questa prova, che stiamo vedendo la corsa tirata da Zirra, che ha preso l'iniziativa. Vediamo però gli ultimi 400 finali, dove Zodiaco dei Genta è in giubba gialla e rossa, con i paraombra australiano, i paraocchi australiani, sotto la guida di Silvano Mulas. Si stacca dal gruppo con una bella progressione e viene a trionfare per la 4ª volta in carriera, 3 in questo 2020, batte Caffettà in Pontadura al terzo, risale Zuccarello al quarto, Zirra. Quindi, come detto, quarta vittoria in carriera, 3 nel 2020, quindi una bella crescita esponenziale questa di Zodiaco dei Genta, che è un figlio di Fisiche Michele dei Genta, e l'ha allevato dal signor Giovanni Battista Pintori. Quindi complimenti a Zodiaco dei Genta, che ora scalerà un po' le categorie, si troverà ad affrontare anche categorie più impegnative, ma sicuramente lo farà con buone chance anche lui. Quindi bene così per Zodiaco dei Genta. In chiusura vi faccio vedere anche la vittoria di Farfalle du Pecos, un altro cavallo che ha trovato la condizione nel recente passato, una condizione davvero ottimale, ha vinto a 1300, ha vinto a 1500, davvero senza chiedere più di tanto a se stesso, montato da Federico Bossa. Qua stiamo vedendo le prime fasi della corsa, dove Silbomba ha provato a sfruttare il pesetto andando davanti, ma noi andiamo alla retta finale, dove Silbomba si vede attaccata all'interno da Farfalle du Pecos, che sotto la guida di Federico Bossa sfila via lungo la corda e viene a vincere abbastanza chiaramente su Silbomba per il terzo, il top weight Z Penny, e al quarto risaliva tutta all'esterno Abracadabra, stiamo vedendo tutta all'esterno, mentre Farfalle du Pecos si avvia a vincere. Silbomba comunque ha trovato la pedalata solo nel finale, come stiamo vedendo, avvicina tanto più di ciò che sembra Farfalle du Pecos, che comunque aveva già messo tutto in cassaforte. Quindi bis di Farfalle du Pecos, seconda vittoria consecutiva, sesta in carriera, fu acquistato da Maiden e le ha vinte tutte e 6 in Italia. Questo cavallo, ricordiamo appunto, acquistato in Francia. I colori sono quelli del signor Amedeo Cattastini, il team, la preparazione, il morning jockey è quello di Mattia Chiavassa, quindi complimenti a tutto l'entourage. Bene, siamo in chiusura come detto, quindi ci vedremo la settimana prossima per raccontare tutto ciò che regalerà le emozioni del derby sardo, quelle della Listed e il criterium sardo. Quindi sarà tanto da raccontare, avremo tanti protagonisti, quindi l'appuntamento è per la settimana prossima. Un cordiale saluto a tutti per avermi seguito. L'isola che galoppa vi augura una buona serata.
Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.